avveniva che il contratto terminava, si facevano i conti, quello che doveva essere dato veniva dato, dopodiché Susozzo se ne andava il mercoledì e la serva se ne andava il sabato successivo, cioè non questo, perché la serva doveva mettere a posto tutta la casa perché c'era stato traffico di grano e di pecore e di qui e di lì. Cosa avveniva? Qual era la paga? Cosa avveniva il sabato? Cosa faceva il servo col padrone? Proprio il sabato, il primo sabato di settembre. Prima di San Gregorio, naturalmente. Salutava, no? Salutava? Sì, sì. Cosa succedeva, dai? La verità, Signor Armani. La verità è questa, che sui servitori, quando arrivavano i summeri, votasse a storia. Il materasso. Stamattina gente, ma che è tutto arrogato non gli fa dire nulla, perché non so, a roba nuova non gli votare nessuno. Né ricco né povero. Siamo tutti uguali. È inutile. Se vita fu corsa, su tempo fu corso e non ci fu nessuna cosa da fare. Poi che sul sistema di questa vita fu di legge per tutti. Ed è un Summeri, in quest'ora di Natale a un meri. E fu un servitore per un altro. Fu un servitore per un altro. E i scetti che noi di Natale su meri con rispetto. Ma non quattro cose. Scetti che noi dobbiamo sottomettere a essere avvalendo un testo. Se no diversamente non c'era niente da fare. Se usava rausi, in nome del suo babbo teista, se usava rausi, una gita senza vai. E ci parlò il guapo, in nome su me. Se usava rausi, una gita senza vai. E ci parlò il guapo, si ora se resco e fa niente di bugione. Beh, te ho rientrato di vasci voi, ma tu a sapetto e andare a cambiare a me sempre. Arrivava con sapetto si poneva a ammurzare. Da che scelta andiamo a pausa a televisione, a podia, a morzare, a pranzo, a merendare e a cenare. Da che scelta andiamo a pausa a televisione, quando siamo arrivati, 7-4 disi, fianco a stufo. A pavetto da poco su salatieri del suo gambe sapetto. Per chi ha intende su braccio di esclusione, toccato da messaggio, ragazzi. Io a questo punto vorrei... Si pianta in nauseato del suo divinità che sarà scopo e non lo poteva più. Volevo invitare, se voi siete d'accordo, dovete sapere c'è un modo di cantare in questa zona repentina che ormai sta finendo. Sono pochissimi i giovani che cantano a repentina. Qua abbiamo dei giovani, Alberto Azzoli, Giuseppe Caddeo, Roberto Murru, che cantano a repentina. Allora io ho chiesto loro se era possibile che ci facessero una improvvisazione immaginando un dialogo fra un padrone e un servo, accompagnati alla fisarmonica da Fabrizio Annis, giusto Fabrizio? Non sto sbagliando? Se siete d'accordo, io gli darei 10 minuti, siamo d'accordo? Allora li accogliamo con un applauso e venite subito perché vi stavamo aspettando. Prego, andate pure davanti a loro, non c'è problema. Vi mettete pure davanti a loro. Avete bisogno di microfono? To, te lo diamo, un microfono al centro allora, to. Chi lo tiene tra di voi? Ve lo passate voi? Però mettetevi davanti. Allora, Meris e Servidorisi, questo è il tema che vi sto dando. Chiaramente non possono fare tutto, 10 minuti perché poi andranno in giro per il paese a fare altre improvvisazioni. So che oggi sono impegnati tutto il giorno, tutta la sera diciamo, non so fino a che ora, insomma, il tanto giusto. Ci sei? Prego. Oh caro gentile presentivo polao e vo primo cosa fantasi saludai Deus sus servidori Dio canu basau
è su mestieri mio e da poter più faticare e assumeri e cerco di bracciare quando tu sai cosa bene a poter più vai tu tristezza balla in mise un congiao e i dottor sull'ori e ma poter più sistemai e pinza senza terra e io posto sarò e te burri che tu sueta pupa tu dirai e poi con su te bicetta paparigiao e pronta sa terra volta vodi seminai pinza sa messo via sa e in mese su congiao e i peni e a poter più budai come tazio mari e tu a me buru manti grazao antina un te gianno su di te pinti dorai ma pinza si ma loro su e mia pusanao e i vezza buona e te più recuperai e su meri pudi contente pregiao per io quest'anno buono che mi dovrei da ciccare e mi dorri da ciccai, ma chi mi dorri da ciccai, però su servidori pecciu vai pago fagna, sul luogo che stava pari ma te più non la sai. In mese sin pedra d'ottobre de Valdisia poi questa scopa bene de pia d'operai e a piccate s'entrada ma biglietto tu sai a discappa su curriculum da te più ritirai però dopo te su me faccio gusta mia e chi mi ha oído canudo tu da padre sai però te faccio contratto diverse via quattro garro dell'inna domo vola mi votai e quattro bravi si gusta e cosa no dia e chi mi dalle footage famiglia tu fai ai ci fu su conto e me serantia lo commenti ai mui gatto voi ta giogai in certo apposo da ue ben sastia quando me solo in susato e mi volia mi dai poi tava storia ma non si a te valentia asimando ella samindadore tutto costumante abbandonai però muisilla se non di faccio pregadoria che mio su meri bogu su seghi se ma da pigai
E gemada pigai, que gemada pigai. Eu denju de razame e subirações. Esta casa binjas amada de pedra balai. Mille uma brave e maindo pelo gedoi. E beta e caso não me vai tamancai. E pois revidores e sotis acumoi. E me su trabalho e mio ajudai. Mamuru o cano gada pubiu mandroi. O cano con pepi magei mi da pa cambiai. Da pubiu groca o pensa de resume voi. Maga no tenía esta nuda e ganas de trabalhar. Pepe ganau que pratico botando su garretón. O cano gonde uma geada trabalhar. Morro de andar a sus alatieres crugujões. Banca do tu segidandia da Bolívar pai. Pero a tuyo bepidre breve e sem anjões. O cano e su trabalho uma vida de pipai. É su trabalho meu da pupa tu com profesión. Eu su meri su cote tu no Benjamin Gracai. Pero sabaga mia treva te braves de trigo pintimoi. Quem ser antiga e gosto e a costumanta fai.